Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Teleeuropa Network, replay e naturalmente parleremo di quello che è successo ieri in Serie B. Due pareggi, uno per il Crotone, sabato contro la Cremonese per 0-0 e quello del Cosenza in trasferta a Padova sempre con lo stesso punteggio di 0-0. Poi alla fine della prima parte dovremmo avere una diretta telefonica con Gianni Di Marzio che era a Padova ieri, sentiremo come ha inquadrato la gara, parleremo anche un po' di questa classifica sia per quanto riguarda la parte bassa sia per quanto riguarda le zone alte. Nella terza parte naturalmente andremo a dare spazio a quello che è successo alle calabresi di Serie C, il Catanzaro che ha pareggiato in trasferta, vinceva 2-0 a Viterbo, poi la gara è terminata per 2-2, dunque la Vibonese ha perso per 2-1 in casa, era passata in vantaggio, la Regina invece ha ritrovato la vittoria in trasferta con un gol di Martiniello a pochi minuti dal termine. Poi c'è stato il pareggio del Rende a Rieti per 1-1. Di questo e di altro parleremo con i nostri ospiti. Grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ritorna con noi Gianluca Gagliardi, allenatore già del Cosenza Calcio e della Triestina. Grazie. Salve, Gianluca. buonasera a tutti. Ed è con noi nella prima parte Riccardo Idda, giocatore del Cosenza, 17 presenze le sue con 2 reti pesantissime che hanno portato 4 punti alla formazione di Piero Braglia. Il gol, lo ricordiamo tutti, di Crotone nel derby all'andata per 1-0 e poi il gol del pareggio a Verona. Giusto Riccardo? Grazie per essere con noi nella prima parte. Voi. E vogliamo appunto iniziare con te perché tanti ci chiedono le tue condizioni, come stai, come non stai, quando pensi di rientrare, che un elemento come te nella difesa rossoblu insomma ci sta veramente bene. Ma manca poco ormai, diciamo che il peggio è passato, penso un'altra settimana, settimana e mezzo, vediamo un po' come va questa settimana e poi saprò meglio se riuscirò a rientrare questa domenica oppure la prossima. Diciamo che insomma, per le ultime gare dovresti essere a disposizione dell'allenatore? Sì, sicuramente sarò a disposizione, poi vediamo. Che mi dici di questo pareggio di ieri a Padova per 0-0? Molti si sono un po', hanno storto il muso, anche Braglia stesso, poi sentiremo le interviste, ha detto non abbiamo giocato sicuramente una bella e grande partita perché lo avevamo fatto prima con il Crotone, forse c'è stato dal punto di vista mentale proprio la squadra si è un po' rilassata, forse troppo. Forse era quello l'unico pericolo che ci poteva essere perché dopo una vittoria poi comunque vai a giocare contro una squadra che è ultima in classifica, che non viene da un bel momento, ci può essere il rilassamento, però secondo me tutto sommato abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creato delle buone occasioni da gol, non abbiamo concesso tantissimo a parte nell'ultima frazione di gioco con quell'occasione che ha avuto il Padova, però alla fine un pareggio va sempre bene fuori casa, secondo me, a mio parere. E allora Alessandro, un punto importante per la salvezza. Che poi mi dirai più o meno pure tu come inquadri questa quota salvezza perché insomma ci sono tantissime persone che ci scrivono anche sui social, chi 40, 41, 42, addirittura qualcuno che supera i 43 punti. Noi ne avevamo parlato tempo fa con mister Gagliardi, poi farò parlare lui, prima Alessandro Russo, proprio di questa quota salvezza perché è quella che appassiona naturalmente sia i tifosi del Cosenza sia i tifosi del Crotone, che salutiamo, che a Crotone sono in tanti che ci seguono. Allora Alessandro, io direi di andare a vedere quello che è successo ieri appunto in questa giornata tra sabato e domenica, vedremo poi la classifica generale e naturalmente avremo il dibattito in studio. Allora, se siamo pronti dalla regia, ecco io ringrazio Luca Chito che è oggi con noi in regia e andiamo a vedere subito i risultati. Avevo visto la videata, grazie Luca. Eccolo qua, allora il posticipo lo ha vinto il Palermo, a Benevento Palermo 2, Benevento 1, poi 0-0 tra Crotone e Cremonese, Lecce batte Carpi 4-1, poi Livorno-Brescia il posticipo, poi abbiamo Padova-Cosenza 0-0, Pescara-Perugia 1-1, Salernitana-Cittadella 4-2, Spezia-Ascoli 3-2 e Venezia batte Foggia 1-0. Andiamo a vedere la classifica generale che vede al comando 2 squadre, il Brescia di mister Corini appaiato al Lecce di Liverani, quindi 57 punti per entrambe.
a 56 il Palermo, 50 il Benevento, 49 il Pescara, 48 il Verona, 46 lo Spezia, 45 punti per Cittadella e Perugia, 39 per la Cremonese insieme all'Ascoli e al Cosenza, 38 la Salernitana, 34 punti per il Crotone, poi a 33 troviamo il Venezia, qui siamo nella zona calda della bassa classifica, 30 punti per Livorno e Foggia, 25 il Carpi insieme al Padova. Queste due squadre ormai, se non sono condannate alla Serie C, caro Alessandro, poco ci manca. Allora, Alessandro, cominciamo a dire che cosa praticamente a parlare di questa giornata di campionato, in particolar modo con riferimento alle due calabresi, ossia al Crotone che ha pareggiato in casa contro la Cremonese e il Cosenza che ha ottenuto lo stesso risultato all'Euganeo di Padova. A te la parola, grazie. Sì, siccome ci occupiamo di fare cronaca calcistica e non interpretazioni e vaticini, noi ci atteniamo ai fatti, questa magica squadra che è il Cosenza Calcio di quest'anno, perché io tengo sempre a mettere questo aggettivo vicino alla squadra, perché questi ragazzi comunque meritano davvero un applauso scrosciante, perché hanno riportato il calcio che conta a Cosenza, hanno fatto delle grandissime partite e stanno facendo più delle loro possibilità con grande orgoglio e con grande senso di appartenenza, che non è una cosa molto usuale nel mondo del calcio odierno. Il San Vito in questo momento si respira davvero un grande senso di appartenenza, che è l'arma in più di questa squadra e del Cosenza di quest'anno. Respingiamo quindi questa fake news che il Cosenza sia già salvo, perché il Cosenza non è salvo, il Cosenza deve fare ancora 3-4 punti e dunque le prossime partite non sono partite da spiaggia, ma sono partite vere, quindi a partire da Cosenza Spezia. Questo pareggio di Padova è il viatico verso una quota salvezza che ancora deve essere raggiunta. Ecco qui. E soprattutto il Cosenza deve affrontare squadre tutte toste, come si dice in gergo, a partire dallo Spezia, che è una squadra molto forte, in arnese, con un attacco che fa tremare i polsi, con Galabinov, il nostro Chereche. Non vorrei partire con il rap, ne parliamo dopo, di giugno. Abbiamo un'ora e mezza di tempo. Vedo che anche Riccardo sorride. Diciamo che il Cosenza deve fare dei punti e quindi bisogna stare molto uniti. Spegniamo questo telefono che non è proprio appropriato in questo momento, anche se le notizie arrivano in real time. Il Cosenza deve affrontare lo Spezia e serve l'appoggio del proprio pubblico, quello delle partite più importanti. Questa è la partita più importante del campionato con lo Spezia. È inutile che facciamo voli pindarici o dipingiamo il quadro alla rovescia. Il Cosenza deve fare 4 punti e ha 4 partite pepate. Spezia, Benevento fuori casa che lotta per la Serie A, in casa scontro diretto salvezza con il Venezia e poi a Salerno, dove non è proprio una partita da guardare così col naso all'insù, una partita storica, classica, quindi il Cosenza deve fare 4 punti in 4 partite molto difficili. Certo è che il Cosenza guarda queste gare da una posizione di favore rispetto agli altri, perché anche con la logica degli scontri diretti i vantaggi dal Foggia sono 9 punti, con una partita in più sarebbero 6, come se fossero 10, perché il Cosenza può arrivare a pari merito con il Foggia. Stessa cosa vale per il Crotone, che ha fatto un pari importante anche con la Cremonese in casa, sono uno scontro diretto. Poi le altre squadre dovranno in qualche modo cercare di rosicchiare questi punti. Vedremo. A Padova, Franco, per chiudere, qualcuno ha storto il muso, ma ieri commentando con alcuni amici, il Padova ieri non era all'ultima spiaggia, ma era quella classica partita bivio dove non si può, chiunque non avrebbe regalato o mollato, perché è proprio una questione di orgoglio. Forse quella era l'ultima partita in cui il Padova aveva qualcosina da giocare, e poi guardandoli 1-1, questi del Padova mica sono degli improvvisati. Il mercato di gennaio, che ho seguito in prima persona, ha visto il Padova protagonista, hanno rifatto la squadra rivoltandola come un calzino, investendo fior di milioni, quindi i nostri ragazzi hanno fatto un buon punto, cercando ed osando di vincere davanti a 700 festanti supporter. Abbiamo rischiato anche di perdere, una parata d'istinto di Perina ha salvato il risultato ed è un punto che portiamo a casa con grande concretezza. Fammi sentire adesso mister Gagliardi e poi ancora Riccardo Idda prima di andare a vedere gli highlights di quello che è successo ieri all'Euganeo. Vai mister. Riguardo al Cosenza o in generale? No, riguardo al Cosenza, visto che Alessandro Alessandro ha fatto la giusta fotografia, poi dovrei ripetere quello che ho sentito dire a mister Braga. Penso che alla fine il risultato rispecchia la prestazione di ambedue le squadre, una per un motivo, una per un altro non ha
non ci ha messo quel sangue agli occhi, quella cattiveria agonistica per vincere a tutti i costi. Sì, ci sono state delle occasioni da parte di entrambe, ma alla fine, ripeto, sono anche d'accordo con il fatto di aver visto un Padova dal punto di vista tecnico non inferiore ad altre squadre. Probabilmente ci manca quella fiducia, quell'autostima che chiaramente la classifica non gli dà e non gli permette di essere positivo al punto tale da dover credere a una salvezza che adesso diventa quasi un'impresa, se non una cosa impossibile. Forse dal punto di vista matematico ancora gli dà la possibilità. Per quanto riguarda la salvezza, ecco, ci dobbiamo spogliare un attimo dalle vesti di tifoso, di quello che noi siamo e rappresentiamo per il Cosenza, perché dobbiamo tenere ben presenti i numeri. I numeri dicono che il Cosenza in casa è una squadra importante, come tante altre che sono davanti alla classifica, si devono preoccupare gli avversari. È chiaro che non bisogna abbassare la guardia, bisogna stare sempre con quella cattiveria che poi il pubblico di Cosenza riesce a trasmettere alla squadra e alla trascina. I 3 punti possono essere fatti con il Venezia, possono essere fatti, ci sono tante occasioni per farli, ma bisogna stare sereni. Ok, Riccardo Idda, allora vogliamo inquadrare la situazione della parte bassa della classifica, anzi se Luca Chito ci rimanda alla classifica generale possiamo inquadrarla appunto con diciamo le squadre che Salernitana 38 ha vinto, Crotone 34, poi Venezia 33, il Crotone poi osserverà il giorno di Pasquetta un turno di riposo per poi riprendere proprio a Venezia. A 30 punti Livorno e Foggia, il Livorno giocherà in posticipo, lo abbiamo detto, contro il Brescia in casa, insieme al Foggia con 30 punti, poi Carpi e Padova 25. Livorno con 2 partite in meno però, Sì, Livorno 2 partite in meno, ecco, però poi spiegheremo anche che ci sono delle squadre che praticamente devono giocare tutte le 5 partite che restano, Cosenza ne dovrà giocare 4, il Crotone ne dovrà giocare 4, quindi quello che hai detto tu prima poi praticamente, andremo poi, come dire, a farlo capire a chi ci segue da casa. Allora, Riccardo Idda, come vede questa situazione anche su quello che aveva detto il collega Alessandro Russo, che ci sono squadre che devono giocare 5 partite, quindi hanno 15 punti a disposizione, il Cosenza invece e il Crotone devono giocarne 4. Ma sicuramente penso che con una vittoria e un pareggio tu parli del Cosenza naturalmente. Del Cosenza, sì, potremmo stare tranquilli, perché guardando pure le altre squadre, guardando gli scontri diretti con gli altri, siamo abbastanza avvantaggiati con tutti, a parte il Livorno, perché con il Livorno siamo fuori. Però penso sì, con questi 4 punti ci siamo, anche facendo conto che gli altri debbano giocare una partita in più e noi una in meno, quindi sì, abbiamo una buona possibilità perché in casa abbiamo dimostrato comunque di poter battere chiunque, quindi di giocarcela con chiunque. Quindi è un pari, si arriverebbe a sì, quota però 43, chiaramente poi saresti fuori comunque, insomma. Secondo me sì, secondo me sì. Sentiamo Alessandro Russo, sei d'accordo su quello che dice Riccardo Idda? Se rimettiamo un attimo la classifica. Prego Luca Chito con la classifica. Ecco, spiega un po' le 5. Ci prendono anche perché non bisogna guardare la quota 30 della zona d'avvezza, la quota da guardare 33. In questo momento è quota 33, che è il play-out. Il Cosenza ha 6 punti di vantaggio con una partita in più. Questa è la realtà. Quindi, non c'è dubbio. Cioè, bisogna, 33 più esatto. Ovviamente il Venezia questa partita in più la deve monetizzare, ci sono una serie di scontri diretti, quindi in mezzo ci sono anche altre squadre, c'è il Crotone, c'è la Salernitana, il Crotone vuole salvarsi e quindi farà di tutto per farlo e anche gli strumenti, la Salernitana poi la dobbiamo affrontare. Quindi, il Venezia dobbiamo affrontare. Il Venezia dobbiamo affrontarlo, dovrà venire al San Vito, perciò il discorso di non bisogna sentire intorno alla squadra un clima vacanziero, perché sarebbe un errore madornale, siccome prima scherzando con Riccardo abbiamo detto che noi siamo lupi, non chicken, come diceva Jimmy Connors quando parlava con gli altri durante le partite di tennis. Siccome noi siamo polli e non vogliamo neanche farsi distrarci, è chiaro che il Cosenza la partita con lo Spezia la deve giocare come se fosse una finale. Esatto. Quindi a partire dalla partita con lo Spezia, il primo match point, diciamo, noi che l'abbiamo ciccato, però l'abbiamo preso palo, perché insomma vincendo a Padova eravamo praticamente andati. Vogliamo andare a vedere nel frattempo gli highlights, così. Allora, Padova-Cosenza è terminata 0-0, vediamo quello che è successo nel servizio di Gianluca Pasqua. Grazie a Luca Chito.
Se quello conquistato a Padova è un punticino o un punto pesante, lo scopriremo nelle prossime settimane. Per il momento la classifica dice che i Lupi sono a quota 39, a più 6 dalla zona play-out. Il futuro dipenderà dai prossimi risultati del Cosenza e delle dirette avversarie, impegnati in un rush finale caratterizzato da diversi scontri diretti. Lo 0-0 in fondo è l'estrema sintesi di una gara abbastanza equilibrata che il Padova, obbligato a vincere per sperare, ha approcciato come da copione, senza strafare per non esporsi al temuto contropiede dei calabresi. 20 minuti di possesso palla degli ospiti, bravi a dialogare ma non a finalizzare una serie di incompiute che il Cosenza ha rischiato di pagare quando poi i padroni di casa si sono fatti più intraprendenti, trovando qualche conclusione, con Clemenza protagonista, e altre situazioni di pericolo tenute sotto controllo dalla difesa rossoblù. Un primo tempo certo non da incorniciare tra due squadre frenate per diversi motivi, stress da ultima della classe per il Padova e apatia da giornata storta per il Cosenza. Nella ripresa le occasioni più nitide, quella costruita da Bruccini e ciccata da Sciaudone per iniziare, quella favorita dall'uscita di Perina e fallita dal Padova con Lollo, e, per restare in area rossoblù, la clamorosa dilapidata da Mazzocco sugli sviluppi di un corner. Un crescendo di emozioni in un match diverso, aperto a qualsiasi finale, che soltanto la prontezza dei riflessi dei due portieri ha bloccato sul nulla di fatto. È servito un doppio intervento di Minelli per sbarrare la strada all'esterno di Gennaro Tutino e al collo piano di Dermatu, i guantoni di Perina, per dire no a Cocco, vicino al gol con un colpo di testa a botta sicura. Una parata che forse distrugge ogni speranza per il Padova e lascia intatte quelle dei Lupi, che a Pasquetta avranno un'altra chance casalinga contro lo Spezia. E allora, insomma, Gianluca Pasqua mi pare che abbia inquadrato la situazione. Tu, dopo aver visto le immagini, avevi già visto la partita, quindi insomma, Perina ha fatto una gran bella parata, anche il loro portiere Minelli, per la verità. Diciamo che qualche azione c'è stata da una parte e dall'altra, forse Sciaudone lì, se non cicca la palla e la prende al volo, magari poteva essere il vantaggio, ma sì, diciamo con i se e con i ma non si fa il calcio, né tantomeno i risultati. È stata una partita abbastanza tranquilla, a parte gli ultimi 10 minuti sono ravvivati un pochino le varie occasioni nostre e le varie occasioni loro. Poi per il resto abbiamo amministrato, abbiamo cercato di gestirla, ma ci può stare che fai qualche errore, perché comunque sei alla fine del campionato, puoi arrivare stanco in una partita, però secondo me alla fine è un punto che va bene. Scusami, tu come l'hai vista schierata la squadra ieri dal punto di con un 3-5-2 o con un 4-3-3? 3-5-2. Perché io stamattina ho letto un po' di giornale, davano tutti col 4-3. Era un 3-5-2, però mi è sembrato più un 3-5-2 onestamente. 3-5-2, però chiaramente poi con legittimo a destra comunque, e Baez che faceva un po' l'elastico, giusto? Sì, però legittimo comunque uno è portato a spingere, gli piace comunque arrivare al cross, quindi poteva sembrare una difesa a 4, ma in realtà era una difesa a 3. Allora, Alessandro Russo, se voglio aggiungere qualcos'altro, se no andiamo a sentire quello che ha detto Braglia nel dopo partita, che è stato molto simpatico, ha dato una bella stecca. Cosa vogliamo dire? A Gerry sentiamo Braglia, poi magari sentiamo Braglia. Diciamo qualcos'altro. Benissimo, allora sentiamo Braglia nel dopo partita, perché ha dato una stecca al suo amico Gerry Bacoco, che era il numero 9 naturalmente del Padova. Andiamo a sentirlo. Grazie Luca. Secondo me, io Gerry gli voglio bene, è una vita che lo conosco, l'ho voluto io in tutte le maniere, dalla primavera del Palermo a Castellammare. Gerry anche lui deve ritrovare e capire l'umiltà, perché senza quella non si gioca a calcio, a meno che uno non si ritenga soddisfatto di quello che ha fatto, e allora gli conviene smettere. Le partite vi davano tutti già per spacciati, ultimi in classifica, questo Cosenza non andrà mai da nessuna parte, invece avete dimostrato di saper giocare, di saper vincere e avete davvero svoltato il campionato. Ma noi semmai siamo un credito, molto in credito, per tante situazioni che non interessa a nessuno, però io penso che questa sia una squadra a cui gli mancano 6-7 punti per vari motivi. Una partita persa prima di iniziare, siamo andati a Ascoli, se pareggiamo si va a giocare in casa alla prima, la perdiamo a tavolino in Serie B. Perciò questa squadra qui, ora al di là che oggi ha fatto male, al di là di tutto, però ha dimostrato di avere cuore, attaccamento a questa società, a questa maglia. Sono ragazzi umili che stanno dando il tutto, quando poi stanno bene, che vogliono fare la partita vera, sono una squadra forte. E allora Riccardo Id e poi Alessandro Russo, visto che ha detto il mister, cioè lui non ha mandato giù, come nessuno di noi naturalmente,
il famoso 3-0 a tavolino con il Verona, perché dice siamo andati ad Ascoli, vincevamo 1-0 e poi c'è stato il gol di Brosco, c'è stato un fallo, lo abbiamo fatto vedere nei tuoi riguardi, l'arbitro doveva intervenire e non lo ha fatto per l'1-1 degli ascolani. E poi naturalmente arrivi a Cosenza e ti danno partita persa a tavolino per le condizioni del terreno di gioco. Non l'ha mandata giù, Ma penso nessuno. Nessuno. Sicuramente magari no, lui lo ricorda sempre, però non avremmo avuto 3 punti in più, però magari ma anche un punto in più sicuramente l'avremmo avuto. Anche un punto, quindi, insomma, avrebbe voluto dire qualcosina. Ma anche tutti i vari episodi. Dimmi qualcosa di quello che ha detto Braglia. Ma lui ce lo ripete sempre, quello che ha detto Mbakoko, che senza umiltà non si va da nessuna parte. Ed è giusto, perché quando ti manca quella poi alla fine non giochi con sufficienza, non ci metti il cuore, che è la cosa fondamentale per arrivare ai risultati. Qual è stato secondo te, dopo questo inizio, come ha detto il collega di Padova, il Cosenza ha dovuto prendere un po' come dire, il passo del campionato, la prima parte così, poi siete venuti fuori dove? Forse dopo il derby di Crotone? Sì, dopo il derby di Crotone diciamo che abbiamo iniziato a inanellare un po' di risultati utili consecutivi. Secondo me all'inizio ci è mancata un po' di... Non avevamo mai fatto questa categoria tanti di noi, eravamo pochi chi giocava in B, quindi forse ci mancava questo, perché partivamo bene, poi finivamo male la partita. Io penso un po' di esperienza ci è mancato, oppure avevamo un po' di timore verso gli altri, visto che eravamo i nuovi arrivati, quelli che nessuno dava. Ma forse è mancato anche un bomber di razza. Riccardo Idda, è mancato anche un bomber di razza, se vogliamo. Ma il bomber di razza, secondo me... Noi abbiamo avuto Maniero la settimana scorsa e lo ha confessato, ha detto sì, anche io mi sarei aspettato qualcosa da me stesso in più, sicuramente. Però tra prendere il passo, una squadra nuova, lui veniva da una retrocessione a Novara, solamente 3 gol, l'infortunio che lo ha praticamente poi tenuto fermo per qualche periodo. Io penso che li abbiamo i bomber. Il problema è che... Però devono dimostrare sul campo di essere bomber. Ma allora l'hanno dimostrato nella loro carriera, che hanno sempre fatto gol, quindi purtroppo secondo me ci può stare un'annata un po' particolare. Anche l'anno scorso i nostri attaccanti durante il campionato non è che abbiano fatto tutti questi gol. Poi grazie ai playoff sicuramente ci hanno dato una spinta in più e chiaramente servono i gol degli attaccanti, però cerchiamo di fare gli altri giocatori riescano a fare gol. Ecco. Sto vedendo che mister Gagliardi rideva un po' mentre parlava. No. C'era una tua riflessione forse o no? No, assolutamente. Io capisco quello che dice giustamente Idda, perché deve necessariamente sempre essere positivo nei confronti dei compagni. È chiaro che poi le annate dipendono anche dalla squadra, questo vale per l'attaccante, vale per chiunque, per qualsiasi giocatore. Pertanto non butterei la croce addosso agli attaccanti, perché se il Cosenza ha ancora il peggior attacco non significa che sia colpa degli attaccanti, ma significa che probabilmente pecchiamo in precisione in molte circostanze, come è successo pure ieri, e pertanto è come la difesa che sta facendo benissimo d'altro canto, e quindi probabilmente perché c'è un lavoro fatto a partire dagli attaccanti fino ai difensori. Idda, siccome ci devi lasciare, abbiamo uno spazio pubblicitario, 2 battute, gli auguri ai tifosi, quello che vuoi dire, la telecamera è tua. Ma sicuramente ringraziarli per il supporto che ci danno in tutte le partite, pure ieri sono stati fantastici, perché penso che siano pochissime le squadre che abbiano 700-800 tifosi in trasferta a non so quanti chilometri di distanza, oltre 1000 chilometri di distanza, quindi spero che domenica ci sia lo stesso entusiasmo. Lunedì sera ci sia lo stesso entusiasmo di tutto il campionato, e sicuramente ci sarà una grossa mano. Prevedendo che sia Pasquetta, quindi con un po' di allegria ce ne sarà abbastanza. Sì, certo. Ok, grazie a Idda, grazie per essere intervenuto, naturalmente in bocca al lupo per il futuro, speriamo di rivederti in campo prima possibile. Restate con noi, pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, allora salutiamo il nostro compagno di viaggio d'avventura Aldo Cennamo, così come Riccardo Idda, giocatore del Cosenza, che ci ha lasciato perché è andato per l'allenamento. E allora mi dicono che abbiamo al telefono Gianni Di Marzio. Pronto, direttore? Sì, ciao Franco. Come va, direttore? Come va? Bene, benissimo, bene.
come deve andare? Sempre meglio. Sempre meglio, bene, qui abbiamo Alessandro Russo, Gazzetta dello Sport, mister Gianluca Gagliardi, allenatore, poi Aldo Cenno è andato via poco fa, Riccardo Idda. Ma tu hai sempre un parterre de roi, quindi grazie. si può parlare di calcio, grande competenza. Grazie direttore, troppo buono. Allora Gianni, che vogliamo dire di questo pareggio tra il Padova e il Cosenza e poi anche di quello che è venuto fuori all'uscita tra appunto il Crotone e la Cremonese? Ma sicuramente per il Cosenza è stato un buon risultato, un risultato abbastanza, voglio dire, equo. Certo non era facile perché per il Padova era veramente l'ultimissima spiaggia, almeno sul piano caratteriale, perché a mio avviso sul piano così di classifica proprio e di comportamento per quanto riguarda quest'ultima fase di campionato, il Padova ha pochissime chance, aveva anche prima della partita poche chance per salvarsi, per cui però aspettando il Cosenza, sai, quando tu trovi un avversario disperato che sta in agonia e tenta tutto e per tutto per portarsi a casa il risultato. Non era una partita facile, devo dire, però Braglio come al solito l'ha impostata tranquilla, bene, e devo dire se il Padova poteva anche cercare di perdere, poteva perdere, ha trovato un portiere che ha salvato in più di un'occasione, almeno notizie che mi hanno dato amici cosentini che sono venuti su a Padova, poteva anche vincere, però non ha vinto, però il risultato va bene. E per quanto riguarda il Crotone invece credo che abbia perso un po' di quella grinta, quella determinazione, quel carattere che notoriamente in casa ha sempre fatto prevalere su quello che può essere veramente il proprio discorso tecnico-tattico. Però io credo che lo stesso Crotone ha tutte le chance per potersi salvare, perché onestamente con 34 punti riesce a tirare fuori il carattere che ha tirato fuori ultimamente anche in trasferta, per me il Crotone è in condizione di potersi salvare. Sentiamo Alessandro Russo, una domanda per Gianni. Mister, io volevo fare una domanda su un giocatore del Cosenza, visto che lei, oltre a essere uno storico allenatore, seminatore d'oro, direttore, è anche un talent scout ai massimi livelli, perché vogliamo ricordare che il direttore è stato il primo a indicare Dieguito, uno dei primissimi a indicare Cristiano Ronaldo, quindi non è che c'è bisogno di fare troppi giri di parole. Dunque, mister, questo ragazzo napoletano che ha fatto innamorare Cosenza, Gennaro Tutino, è del Napoli, ha altri 4 anni di contratto col Napoli, lei lo conosce, che giocatore, secondo lei che prospettive può avere Tutino in Serie A, se ne ha secondo lei? Ma intanto ti ringrazio per le belle parole e tieni prenotato da una bellissima cena di pesce che hai parlato fin troppo bene. Grande mister. Ma te l'avrei offerto lo stesso. Vabbè, sicuramente non è captazio benevolenza, le nostre numerose telefonate ci illuminano a vicenda, posso dire, diciamo, fermiamola qui. Certamente accetto volentieri il suo invito, magari al nord, mister. Ma dove ti pare? Vabbè, ma sai, abbiamo un rapporto tale noi di grande amicizia, di affetto, di simpatia, per cui effettivamente la mia era una battuta. Però devo dire, questo Tutino io avrò avuto modo di poterlo vedere già diversi anni fa, non solamente adesso, e l'avevo visto in una nazionale in Inghilterra, mi pare essere un under 17, qualcosa di questo tipo, che mi aveva già allora impressionato. Ma il ragazzo c'ha carattere, pensi che adesso c'ha carattere, c'ha qualità, ci punta l'uomo, uno contro uno è molto forte, anche fisicamente si è anche maturato. Secondo me ha avuto un percorso di crescita proprio a Cosenza. Io a posto suo, devo dirti la verità, farei ancora un altro anno in Serie B a Cosenza e poi cercherei di andare su un trampolino di lancio, sperando che l'anno prossimo il Cosenza, prendendo anche qualche attaccante, che quest'anno onestamente ha fatto pochissimi gol, con una bella punta e con Tutino Ziango, Embalo e qualche altro, secondo me può anche puntare sicuramente al campionato, perché no, non dico ad arrivare in testa alla classifica, però tentare di fare i play-off per andare in Serie A, perché fatto questo primo anno una grande esperienza, gli mancano i punti con il Verona in casa,
ha trovato l'allenatore bravo, la società mi sembra molto seria, quindi io credo che lui deve rimanere a Cosenza per tentare il grande salto. Sentiamo se Aldo vuole fare... Ciao Gianni, buonasera, complimenti sempre, sei sempre attento alle sorti del Una domanda ti volevo fare, diciamo che ormai mi pare che la lotta in alto si restringe a 3 squadre, Brescia, Lecce e Palermo, perché ormai siamo lì. Per quanto riguarda invece la salvezza, come tutti fanno conto, io compreso, secondo te c'è un tetto dove possiamo stabilire che si è salvi in Serie B per quanto riguarda la parte bassa? Ecco, stiamo vedendo la classifica. Ma guarda, la parte alta, il Palermo è una partita in meno, quindi secondo me il Palermo riesce ad andare in Serie A. Quindi in questo momento io, se devo fare un pronostico, dico Brescia e Palermo, anche considerando le partite che c'hanno. Io ho anche fatto un po' controllato, il Palermo c'ha tutte partite abbordabili, anzi più che abbordabili. Nella bassa classifica dobbiamo considerare, e poi tra l'altro è una partita in meno in rapporto allo stesso Lecce, quindi non considero che Palermo in questo momento, diciamo, con il terzo in classifica, capite, con i suoi 56 punti, io lo considero male che vale già a 56-59, già lo considero in testa alla classifica. Per cui se dovessi pronosticare, per me sulla carta chiaramente Brescia e Palermo non ci dovrebbero essere tanti dubbi, considerando che il Brescia stasera con il Livorno, insomma, male che va ci può portare via un punto, ma secondo me può anche vincere. E poi la bassa classifica bisogna considerare invece fare i calcoli sul Venezia, che ha 33 punti, e quindi per i play-out. In questo momento i play-out li fa Venezia e Livorno, però il Cosenza stesso, quindi guardiamo in casa nostra, da 6 punti di vantaggio, quindi io penso senza troppo stare a fare, secondo me, i gradassi, basta un punticino per volta e si riesce a salvare. È chiaro che non sono partite facili, vediamo con lo stesso Spezia, che è una squadra in trasferta che si fa rispettare. Lo Spezia deve tenere in tutte le maniere il campo, perché con i suoi 48 punti deve stare nella zona playoff. Quindi fuori casa è sempre una squadra che si è fatta, come ti dicevo prima, rispettare, quindi voglio dire, male che vada, non bisogna perdere. Ecco, io dico, da questo momento in poi bisogna cercare di fare una vittoria, qualche pareggio, ma sempre in umiltà, come l'hanno fatto ieri a Padova, e per il Cosenza deve già pensare anche all'anno prossimo. Gianni, scusami, 34 punti per il Crotone, chiudiamo, il giorno di Pasquetta riposerà il Crotone e poi avrà lo scontro in trasferta a Venezia. Come inquadri questo finale di campionato per la formazione di Giovannino Stroppa? Anche Venezia non è una partita semplice, nel senso che in casa e Venezia sul campo al poi avrà il Benevento in casa, il Crotone dopo Venezia? Come Benevento in casa, sai, in questo momento Benevento ormai si è giocato le sue chance ieri sera con il Palermo, ha avuto la grande opportunità di mettere veramente un'ipoteca sulla Serie A diretta, non è riuscito, un po' per sfortuna, un altro po' perché Palermo è una squadra sorniona, una squadra di grossa esperienza. A mio avviso è giocata le carte per andare direttamente su, ha una posizione che gli consente di poter fare con i suoi 50 punti i play-off, pertanto basta ancora qualche punto. E poi i giocatori, anche gli allenatori cominciano a fare questi calcoli per presentarsi anche in condizioni atletiche, sia nei play-off che nei play-out, in condizioni, diciamo, ottimali. E quindi per me il Crotone si salva sicuramente, sono proprio convinto che c'è una buona qualità tecnica, speriamo bene per tutti, è chiaro che facciamo il tifo anche per il Crotone, ci mancherebbe altro. Grazie Gianni, grazie per essere intervenuto sulla nostra replay e auguri, auguri di una buona Pasqua. Grazie, augurissimi a tutti e un abbraccio. Ciao, grazie. Allora, torniamo in studio, Alessandro, insomma, Di Marzio va, è sempre quel realista più del re, te l'ha detto, un punticino, Gianni una vittoria. Di Marzio imbattibile, non c'è niente da fare. Io conservo ancora un'immagine quando ritorno da Monopoli, mi ricordo la faccia di Bergamini e di Marzio quando il Cosenza vinse il campionato nell'88, cioè come si può dire, rappresenta una storia rossoblu incredibile. Ha detto delle cose molto sagge, un punto alla volta,
che poi ha detto 43. Con umiltà. Ha detto 43. Con umiltà. 43. Io più guardo la classifica e più rispondendo anche al suggerimento del mister Di Marzio, con grande concretezza bisogna fare dei punti e con grande umiltà pure. Aldo Cenna, ma te la parola allora. Io ho fatto la domanda non a caso a Gianni, perché lui è un esperto, è un seminatore d'oro, ha fatto bene ad Alessandro a ricordare i trascorsi di Gianni Di Marzio, per cui la domanda non era una domanda a caso, ma una domanda ben finalizzata a capire più o meno che cosa deve succedere. È chiaro che tutti questi scontri diretti, queste partite, poi il problema, come spesso noi diciamo nei bar oppure dove ci ritroviamo, queste partite finali, 5-6 partite, hanno sempre una storia a sé, caro Franco, quindi bisogna stare attenti. La fortuna vuole che ci sono troppi scontri diretti e qualche giochetto non si deve e non si può fare, altrimenti secondo me ci potrebbero essere queste cose. Però io penso che noi siamo messi bene, io non pensavo, se avessi dovuto pensare all'inizio del campionato che il Cosenza era a 39 punti a 4 giornate alla fine, perché noi l'ultima riposiamo, ci avrei creduto poco, una neopromossa, una squadra che ha avuto tante difficoltà all'inizio. Alessandro spesso ricorda che avevamo 8 punti, eravamo già quasi perdenti, qua la gente ci dava già per scesi, invece il Cosenza ha avuto questa grande carica, questa grande forza, questa grande capacità di trovare la forza di incanalare una serie di successi e di risultati che l'ha portata a 39 punti. Io penso, dai calcoli che faccio io penso che 40-41 punti noi siamo salvi, perché c'erano troppi scontri e troppa la classifica in alto delle squadre che devono salire. Tra Brescia, Lecce e Palermo devono incontrare squadre che stanno sotto, per cui difficilmente si possono regalare punti o si possono fare giochetti. Benissimo, allora ci hanno inviato anche l'intervista di Centurioni, l'allenatore del Padova, e poi anche una battuta di Schettino. Poi diremo due parole su questo ragazzo che ieri ha giocato la sua uruguaiano, si è arrivato con Baez, ha giocato uno spezzone di gara, è la seconda volta mi pare che lo abbiamo visto in campo. Allora Luca Chita, andiamo a sentire Centurioni, l'allenatore del Padova, e subito dopo Schettino del Cosenza. Grazie. Sì, abbiamo sbagliato anche oggi qualche gol, non è che abbiamo dominato la partita, è stata equilibrata, il piano era tenerla magari in bilico fino a metà secondo tempo, un po' prima, e dopo provare a fare gol nel finale. Le occasioni le abbiamo fatte, qualcosa anche loro, però non siamo riusciti a far gol, quindi il piano è riuscito solo in parte. Il piano era giusto, ma poi ci sono stati quei 2 errori davvero sotto porta. Sì, potevano essere 2 gol, o insomma bastava uno in realtà, però non siamo riusciti, e quindi ripeto, ennesimo così rammarico. E adesso come bisogna andare avanti? Bisognerà ricavare il massimo possibile, provare a mettercela tutta, provare a rimotivare, a ripartire ancora una volta, a riprovarci ancora una volta. Cos'è che non è funzionato, diciamo, al di là della partita, di come era stata preparata, al di là delle occasioni sbagliate? Abbiamo trovato una squadra difficile da affrontare, che ha dei giocatori davanti molto veloci, quindi non era neanche facile non concedergli ripartenze, e per quello siamo stati un po' più bassi oggi del solito, delle ultime partite, insomma. Però insomma ci sono anche gli altri, pretendere in questo momento così difficile di dominare le partite non è una cosa logica, quindi bisogna considerare che ci sono anche gli altri e che ti possono mettere in difficoltà. Diceva Centurioni, l'allenatore del Padova, che ha speso belle parole per il Cosenza, una squadra, diceva Centurioni, difficile da affrontare, con giocatori, mister Gagliardi, velocissimi lì davanti, Tutti quanti dicono più o meno le stesse cose. Sì, ma ha detto le cose ormai, diciamo, consolidate. Guarda, io spenderei una parola per questa squadra che secondo me paga l'inizio. Tu parli del Padova o del Cosenza? Del Padova, l'inizio, perché io ieri ho intravisto nel Padova dei giocatori a livello singolo importanti. Qualcuno lo porteresti a Cosenza, onestamente? Ma io sono innamorato di Clemenzi, per me era già un peccato che andasse in B.
Poi vederlo addirittura giocare, non giocare, insomma è un peccato. Ma lo stesso Bonazzoli, lo stesso Mbakoglu. Posso farti una domanda su Gianni Mbakoglu? Lo porteresti tu a Cosenza, Mbakoglu? No, perché io penso di aver letto benissimo quello che ha detto Braglia. Sono giocatori svuotati, devono avere degli stimoli forti per riprendersi, quindi o lottare per vincere o... Questo ha portato il Carpi in Serie A 3 anni fa. Esatto, o se hanno la presunzione di venire a Padova piuttosto che a Cosenza e fare la differenza senza metterci quella giusta cattiveria in ogni palla che si gioca, non si fa da nessuna parte. Guarda, ieri è stata una partita anche dal punto di vista, te ne accorgi anche dai numeri, no? Ammoniti uno del Cosenza, Litteri. Solo Litteri, sì. Che poi è entrato dopo. Calvano, Lollo, l'abbiamo visto giocare sempre, significa che c'è stata poca pressione sul portatore di palla. C'è stata poca cattiveria, quasi al dire intanto non perdiamo, che è giusto, attenzione, sotto certi aspetti. Non si doveva pretendere che il Cosenza vincesse a tutti i costi, così come non si doveva evitare alcuni errori a livello singolo che poteva compromettere il risultato e quindi sarebbe stato un po' più... Vogliamo sentire Schettino e poi mi dici due parole. Allora, Luca Chito, fammi sentire Schettino, Andrea Schettino, grazie, del Cosenza. Abbiamo un altro giocatore del Cosenza, Schettino, chiediamo anche a lui, insomma, ha giocato l'ultima parte, però ha vissuto il nervosismo di questa partita. Sì, come ho detto prima, sì, era una partita difficile da giocarsela, ma abbiamo fatto quello che si doveva fare, una gara tosta, ma l'abbiamo fatto così, penso che il punto ci sta bene per noi. Aspettavate un Padova così? Sì, un Padova duro, che sapevamo che era una partita importante per loro, anche per noi, quindi si sapeva che stava difficile per giocarsela. Ha pagato un bel po' di soldi Alessandro, eh? Diciamo che non ha trovato la sua collocazione nel Cosenza, Franco. Sì. Non è un giocatore che possiamo valutare perché non l'abbiamo visto poco. È stato infortunato per lungo tempo. Il guru Braglia così ha deciso, ipse dixit, siccome Braglia per il momento ha avuto sempre ragione, ipse dixit, anche se adesso gli sta dando delle chance. Per quanto riguarda invece le cose sentite dal tecnico del Padova, Centurione, cosa può dire? Il Cosenza ha avuto la piccola sfortuna di incontrare, come ha detto saggiamente anche Di Marzio, il Padova all'ultima partita sui nervi del campionato, perché dalla prossima il Padova con il sipario calato potrebbe essere un altro tipo di squadra, giocherà a Palermo la prossima se non erro, poi ci sono altre gare. Questa era la partita più elettrica del Padova. Dispiace perché il Cosenza ha avuto questo match point, tra altre cose era una gara simbolica, ricordiamolo. Infatti volevo anche citare un post di Kevin Marulla che con una foto davvero incredibile, un montaggio suo e del papà. Di spalle nel corridoio e di spalle anche il papà, post, mi è caduto il microfono però lo rimetto con prego lo tengo. Hai bisogno del tecnico? Salvato in quel corridoio dell'Euganeo quando il Cosenza perse la Serie B. Era una gara simbolica perché il Cosenza poteva 22 anni dopo centrare la salvezza quasi matematica. Non è andata così, la squadra ci ha provato in tutti i modi, ha rischiato anche sull'ultima azione di beccare il gol, quindi un punto da prendere e adesso da portare a meta con degli altri risultati positivi. Nel frattempo che aggiustiamo il microfono ad Alessandro Russo, diamo ancora spazio ad Aldo Cenno, come è inquadrato questa gara e che impressione hai ricavato? Ormai abbiamo parlato con Gianni, abbiamo parlato della classifica, di quanti punti più o meno insomma, ci vorranno per staccare il pass della Serie B, della permanenza. Gagliardi lo ha detto chiaramente, un approccio alla partita, a me non è piaciuto l'approccio alla partita, onestamente. Chiaro che c'era anche tensione da parte, perché portare un punto e muovere la classifica è sempre importante, visto anche il fatto che il Venezia aveva vinto, per cui... Però ci sono stati momenti che il Cosenza poteva vincerla, ci sono stati momenti che il Cosenza per un errore anche di Perina involontario, perché Perina poi ha fatto una grandissima parata, una grandissima partita, ci poteva arrivare la sconfitta. C'è
ci sono momenti che bisogna anche accontentarsi in queste partite, Franco, perché quando tu muovi la classifica, noi eravamo a 38, siamo arrivati a 39, abbiamo scalato posizioni, con un punticino abbiamo scalato 4-5 posizioni, per cui vedi come questa classifica purtroppo ancora è corta, purtroppo ancora ci tiene un pochino sulla corda, perché poi alla fine tutto si aggiusterà. Io per esempio un giocatore come Palmiero non lo toglierei mai, Franco, poi non so perché all'ultimo 10 minuti ha fatto questo cambio con Schettino. Palmiero ieri ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Ci manda tanti saluti Giuseppe Tomasi, che salutiamo, dice la partita è stato un altro piccolo passo in avanti verso eccetera eccetera, controllato abbastanza bene, pochi sussulti, il rigore sull'Itera, avete visto il rigore sull'Itera? Scusa, finisco questo passaggio, probabilmente lo ha tolto perché forse era ammonito, forse è diffidato Palmiero, allora, probabilmente ha dovuto toglierlo per farlo respirare, perché con lo Spezia gli serve. Giusto perché tutte le imprime nella tua memoria, noi diffidati del Cosenza, se mirate la camera, sono 5 e da un po' di settimane a questa parte le sta gestendo benissimo Brai. Allora, chi sono, Franco? Legittimo. Benissimo. Legittimo. Palmiero. Tutino. Sciaudone, l'altro ammonito e l'altro diffidato, e adesso poi Garritano. E Garritano che quindi Palmiero ha fatto bene all'ultimo 10 minuti per cercare di non farlo rincorrere in qualche ammonizione. Le partite chiave del campionato dovrebbero essere Spezia e Venezia. Però Palmiero non lo toglierei mai, perché Palmiero è un grandissimo giocatore. Per me, io lo paragono a Pirlo, perché veramente puoi salutare per cortesia favoloso. Giuseppe Tomasi, il nostro amico. Come no? Giuseppe Tomasi, che scrive sempre, è un nostro amico, un aficionados della nostra trasmissione, poi dice il rigore sull'Itteri, Gianluca Gagliardi, prima di andare in pubblicità. L'hai visto o non l'hai visto? L'amico Tomasi parla di questo rigore. Cioè, andiamo avanti, sembrava rigore sia d'andamento lento che normale, cioè nel senso che la palla è passata, c'è rimasta la gamba dell'avversario e l'Itteri l'ha preso in pieno, però mi ha fatto meraviglia che l'arbitro l'abbia ammonito per simulazione e l'Itteri abbia sorriso, come a dire vabbè non è rigore ma non ammonizione, questa è la sostanza, quindi bisognerebbe vedere dall'angolatura da dove l'ha vista l'arbitro se non c'è stato questo contatto, che in televisione sembra netto. Secondo me l'interpretazione del mister Gagliardi è giusta, se non è rigore non è giallo comunque, sicuramente perché il contatto c'è. Non può saltarlo, quindi inevitabilmente non è simulazione, magari non è rigore ma non è simulazione. Alessandro, allora prima di andare nella seconda fascia pubblicitaria introduciamo questo pareggio del Crotone contro la Cremonese. Tutti si aspettavano, diciamo, i tifosi ionici, esatto, una vittoria dopo la sconfitta di Cosenza, però scontro diretto. Io ho visto la partita, ho visto che la Cremonese si è difesa abbastanza bene, è ripartita, adesso vedremo anche le immagini poi nella seconda parte. Scontro diretto, la Cremonese. Eccola qua, ecco che il nostro Luca Chito ci dà. Ecco le immagini, scontro diretto, il Crotone dalle cronache mi sembra che abbia avuto delle buone chance per arrivare al gol, però era una partita difficile. Ma ripartiva poi bene però, con qual è l'elemento, il must finale di questo finale di campionato? È che chi deve fare punti dal punto di vista psicologico può essere anche più forte, ma ha una difficoltà in più perché gioca con la mente frenata. Ecco perché i punti, la vittoria del Cosenza con il Crotone è stata, non dico decisiva, ma abbastanza decisiva, perché Cosenza ha potuto andare a Padova a giocare in maniera un po' più rilassata. Invece queste partite, vedete, il Crotone si deve preoccupare del risultato, nonostante sia una squadra in grande forma, perché la squadra vista a Cosenza, nonostante qualche difetto sulla linea difensiva che ci può stare contro una squadra volitiva come il Cosenza, ha giocato con nervo, con cattiveria, anche con la Cremonese, soprattutto nel primo tempo ha avuto delle ottime chance. Ma ora tutte le partite pesano, la prossima partita, oltre a questa adesso il Crotone c'era il Venezia, poi c'è il Benevento, poi c'è un'altra partita giocherà con l'Ascoli, poi con un'altra partita importante, poi c'è l'Ascoli, quindi sono partite che dal punto di vista non tecnico, mentale sono difficili. Ecco perché è veramente importante avere un punto, 2 punti in più, perché ti consentono di giocare senza il gravame. C'è lo Spezia pure il Crotone fuori casa. Ecco, c'è lo Spezia fuori casa. Il Padova ieri, il primo tempo, viva Dio, mi sembrava una squadra
che aspettava semplicemente di essere spinta verso il basso nel primo tempo, perché non riuscivano proprio a fare nulla. Nel secondo tempo hanno avuto proprio il classico rantolo che non voglio... Alessandro, ti volevo dire una cosa. Scusami, lo dici dopo che ci fermano per la pubblicità, Luca Chitto. Ok, grazie Michele Cava che ci ha fatto segno per la pubblicità. Restate con noi. Nella seconda parte andremo ad ascoltare Giovannino Stroppa, l'allenatore del Crotone, quello che ha detto, e poi daremo spazio alla Serie C. Pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di replay, allora stiamo parlando del Crotone. Alessandro, vogliamo andare a sentire quello che ha detto Stroppa nel dopo partita appunto di Crotone Cremonese. Allora Luca Chitto, Stroppa, grazie. Era difficile, una partita difficilissima, quando poi la Cremonese sta dietro e cerca con poco di ripartirti con queste verticalizzazioni appena riconquista palla, è normale che devi essere più bravo, più veloce a girare palla. Se intende questo probabilmente sì, però nonostante la squadra avversaria fosse dietro a fare la fase difensiva, a coprire tutti gli spazi, noi abbiamo avuto nel primo tempo delle opportunità che una squadra come la nostra non può non essere così incisiva. Secondo tempo probabilmente abbiamo perso anche fiducia nel corso della partita e quindi probabilmente un po' sulla falsa riga di quello che ha detto mi trova sicuramente d'accordo. Dal 30 di dicembre che questa squadra sta sul piede sull'acceleratore, è dal 30 di dicembre o da quando è ricominciata il girone di ritorno che questa squadra non ha sbagliato mai prestazione. Dal penultimo posto o ultimo posto questa squadra si è tirata fuori un paio di settimane fa e quindi ha speso tantissimo. Ci sono state delle situazioni extracalcistiche che l'hanno condannata e non hanno dato forza alle prestazioni che questi ragazzi hanno avuto. Qui c'è un passaggio finale, signori miei, l'ho ascoltato pure io con molta attenzione perché l'abbiamo montata questa mattina con Mario Scarpelli, che ringrazio, in cui Stroppa di sicuro Alessandro non le manda a dire situazioni extracalcistiche che hanno influito e non poco. Sicuramente si riferisce alla prima parte di campionato, in cui poi è stato fatto un dossier per quanto riguarda il discorso degli arbitraggi, e probabilmente non lo legge apertamente anche in qualche ultimo episodio arbitrale. Te la parola. Io da cronista non posso che riproporre il pensiero della scorsa settimana o di 2 settimane fa. Sì. Io credo che la Serie B, perché non posso né biasimare né aderire a quello che dice Stroppa, credo che la Serie B meriti la presenza della VAR, nel senso che quando meno c'è un elemento di garanzia tecnica scientifica, almeno sul gol no gol, su alcune situazioni evidenti. Poi c'è sempre la discrezionalità della cabina di regia e dell'arbitro, però la VAR secondo me in un campionato dove si chiede di essere tutti ai massimi livelli, facciamo in modo che anche la tecnologia venga in soccorso, e dunque anche per il Crotone come per il Cosenza, ma come per tutti, pro e contro, perché prima parlavamo in maniera amabile del rigore, non rigore del Cosenza. Probabilmente con la VAR il giallo non ci sarebbe stato, oppure sarebbe stato rigore, chi lo sa. Ci sono stati episodi importanti. Giovannino Stroppa è un allenatore molto bravo, molto preparato, però ha confermato anche dal punto di vista della espressione facciale lo stress che ha il Crotone in questo momento. Giusto. Cioè, il Crotone è una squadra importante, ma che adesso deve varcare l'ultimo. Dopo aver fatto una rimonta eccellente, deve varcare il traguardo e non sarà facile. Il Crotone, a mio avviso, ce la deve fare e ce la farà, ma non è una questione solo tecnica adesso. E qui entra in gioco tutta l'esperienza di una società importante dove il presidente Vren, il direttore Ursino, sono uomini navigati di calcio che sanno gestire il momento psicologico dell'ambiente, perché adesso sosta, magari ti trovi di nuovo in zona play-out, poi vai a Venezia e lì a Venezia il Crotone deve tirare fuori una grande prova
e può vincere il Crotone a Venezia, perché dal punto di vista tecnico secondo me il Crotone è superiore. Gianluca Gagliardi, mister Gianluca Gagliardi, allora ma inquadriamo... io invece sono ripetitivo. Come no, come hai sentito Stroppa? Sì, stavo dicendo questo perché Stroppa ha sottolineato quello che in questo momento sta pagando la squadra, la rincorsa che dura già da tempo. Il problema è che io sia a Cosenza sia ieri ho rivisto di nuovo il Crotone un po' svuotato dal punto di vista agonistico, perché questa deve primeggiare quando ti devi salvare e quest'arma il Crotone difetta, perché quando sei abituato ad usare sempre il fioretto fai difficoltà poi ad usare la sciabola e in questo momento il Crotone deve usare la sciabola, non può pensare ancora della prestazione. Io sono uno che piace raggiungere i risultati con la prestazione, ma quando si arriva al dunque contano i risultati. E oggi se è al dunque il Crotone non può pensare, o Stroppa non può pensare a sottolineare la prestazione, ma deve tirare fuori il risultato, perché Crotone ha una squadra importante, ma non basta per salvarsi. Ok. No, Aldo Cero volevo dire qualcosa sulla Cremonese, su questa partita? No, proprio in aggiunta a quello che ha detto Stroppa, che poi dobbiamo passare alla Serie C. Questo Crotone che non l'ho visto, anch'io non l'ho visto come ha giocato con il Cosenza, se vogliamo, perché poi ha giocato una bella partita soprattutto negli ultimi 15 minuti. Ma probabilmente io che sono uno che a me piacciono anche andare a vedere la classifica, vedere i gol fatti, gol subiti e via dicendo, fuori casa, in casa. Ma una cosa che io ho imparato da Gianni Di Marzio, la media inglese. Se noi dovessimo per un istante guardare la media inglese della Cremonese, la media inglese è l'unica squadra che da 45 punti a scendere che ha più 2 in media inglese. Una partita in meno. Rispetto a tutti gli altri che hanno compreso il Cosenza, meno 5, meno 7, meno 12 e via dicendo. Per cui questa squadra che gioca fuori casa e vince 7 partite fuori casa doveva spingere il Crotone a sapere che arrivava una squadra che fuori casa ha un ruolino di marcia maggiore rispetto alle altre squadre che il Crotone ha avuto in casa, per cui se questo pareggio del Crotone non deve essere un pareggio buttato così, è un pareggio importante contro una squadra che fuori casa purtroppo vince, la Cremonese fuori casa è la squadra più forte che c'è tra queste squadre che sono sotto ai 45. Gianluca Gagliardi e poi Alessandro Russo, dobbiamo andare a vedere la Serie C. No, concludo con una parafrasi come una tappa di ciclismo, no? Siamo al traguardo, devi accelerare, necessariamente. Alessandro? Io devo confermare, anche perché va dato merito a questo Crotone, perché guardate che il Crotone ha fatto una rincorsa pazzesca, non è facile, il Crotone aveva 11 punti di distacco dal Cosenza, si è presentata a -2 allo scontro diretto, poi lo ha perso, non è che il Crotone abbia bisogno della mia avvocatura per dire che ha fallito l'obiettivo importante, ma adesso sta cercando un obiettivo che vale quanto la promozione in Serie A. È probabile che secondo me, quello che dice il mister Gagliardi, le gambe non vanno perché adesso è il momento chiave e dal punto di vista psicologico giocare per la salvezza bisogna essere anche abituati a giocare per la salvezza. Alessandro, brutti bisogna essere. Alessandro, ma tu hai detto una cosa importante prima, tu hai detto un'altra cosa, che quando sei a 34 punti, adesso riposi e rischi di trovarti poi al terzultimo posto perché sia il Foggia che il Livorno potrebbero sovrastare, allora a quel punto quando giochi in casa, quando vai a Venezia, perché se tu a Venezia malauguratamente, noi tifiamo Crotone, non c'è dubbio, io onestamente se il Crotone salva è come se per me si salvasse il Cosenza, quando vai a Venezia tu non te la giochi con determinazione, con forza, con il coltello tra i denti, se tu da Venezia non vieni con un risultato importante, tu rischi veramente di trovarti poi impelagato un'altra volta in una situazione drammatica. Sicuro, perché psicologicamente se non fai risultato le gambe non partono più. Quando non partono le gambe non parte il cervello. Grazie Aldo, dobbiamo andare a vedere la Serie C e poi vediamo il prossimo turno dell'uno e dell'altro. Allora Luca Chito, per cortesia mi mandi il servizio che ha confezionato la redazione sportiva sulla Serie C, sul pari appunto del Catanzaro in trasferta a Viterbo, vinceva per 2-0, poi ha terminato mister la partita in 9, che sono stati espulsi prima in 9 e poi è rimasta anche Maita e Signorini, la Regina che è tornata alla vittoria con un gol sui titoli di coda di Martiniello, e poi abbiamo anche avuto la sconfitta interna della Vibonese per 2-1. Mi dicono che non c'è ancora, non c'è. Benissimo, allora andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B. Allora vediamo il prossimo turno della Serie B. No, questa è la Serie C, benissimo, i risultati della C, ok, Casertana Siracusa 2-1,
e la Regina ha vinto a Cava dei Tirreni per 1-0, poi abbiamo Rieti Rende 1-1, quindi Rende è ancora in zona playoff, poi vedremo la classifica generale. Poi dunque a Lentini la Juve Stabia ha battuto la Secola Leonzo per 3-2, Trapani Potenza 2-1, a Vibo Valencia Monopoli batte Vibonese 2-1, 2-2 tra Viterbese e Catanzaro, e poi la Virtus Francavilla di Bruno Trocini ha battuto il Catania per 1-0. Andiamo a vedere la classifica generale che vede al comando sempre la Juve Stabia. Se siamo pronti la guardiamo: 71 punti per la Juve Stabia, 67 per il Trapani. E poi sabato ci sarà Rende Trapani, ne parleremo mister, 60 per il Catania, 58 Catanzaro, 50 per il Potenza, 49 Francavilla, 47 Monopoli e Casertana, 45 Viterbese, 44 punti per il Rende, 43 la Regina si sta avvicinando, Alessandro, è un punto dai playoff, 42 Vibonese, 42 ancora per la Sicola Leonzio, 40 Cavese, 36 Siracusa, 34 Rieti, 26 Bisceglie, 17 Paganese. Del Matera ormai non se ne parla più da tempo. Facciamo gli auguri, se mi consenti, a Mister Re, che è diventato commissario tecnico dell'Albania. Mi è arrivato un messaggio adesso. Sì, il nostro grande è di Rea. Ok, il nostro grande Rea, sperando di averlo poi in qualche trasmissione via telefono, il nostro grande Edoardo, l'uomo di Gorizia. Grandissimo. Allora, che vogliamo dire, Alessandro, di questa Serie C, dei risultati che sono maturati? Ma diciamo che per il primo posto la Juve Stabia con questo blitz in casa della Sicola Leonzio ha messo il timbro, se non definitivo, quasi definitivo sul campionato. Catanzaro ha fallito un'occasione per avvicinarsi o agguantare addirittura, agguantare il Catania a quel punto, perché insomma era un'occasione d'oro. Eh sì, Catania 60 58 Catanzaro. Difende questa piazza utile per i playoff. Il finale sarà sicuramente incandescente per le posizioni, poi bisogna vedere chi davvero punta alla Serie B, perché il Catanzaro sicuramente punta alla Serie B. Secondo te la Juve Stabia è fatta? Il Catania punta alla Serie B, il Trapani idem, la Regina secondo me mentalmente la piazza punta sicuro alla B. Poi se esce fuori un outsider, negli altri gironi c'è una ressa di pretendenti che fa paura, lo so. Dal Monza blasonato. Anche la Feralpi di Mimmo Toscano, la Feralpi che è una squadra tosta e forte, la Triestina dell'ex allenatore Gianluca Gagliardi, insomma ce ne sono squadre, c'è il Pisa, il Siena, insomma. Gianluca, chi la sfonderà secondo te? L'abbiamo fatta l'altra volta a un altro tuo collega questa domanda tra Juve Stabia e Trapani. Vabbè, tu sai che io avevo messo il Trapani la vera antagonista della Juve Stabia, a difetto di altre che più blasonate come appunto la Casertana, il Catanzaro e un'altra che adesso mi sfugge. No, penso che la Juve Stabia ormai sia padrona del suo destino. Juve Stabia in Serie B già il sì, la partita di domenica scorsa che ha vinto e quella che soprattutto è riuscita a vincere ieri, insomma, sono dei segnali evidenti che nel calcio insomma difficilmente si smentiscono. Io invece l'unica nota che vorrei fare a merito, io sono cosentino, quindi non ci dobbiamo mai dimenticare dei nostri amici che sono in giro. Brunello Trocini ha fatto un miracolo a Francavilla. Ti avrei fatto questa domanda. Mi auguro sinceramente che faccia il salto perché lo merita, ha preso la Virtus Francavilla che era penultimo in classifica. Penso che abbia fatto una classifica, un campionato a vincere sotto la sua gestione. C'è questo Sarao, lo conosci Sarao? Ma non è che sia Catanzaro, però sinceramente non ricordo. Segna tutte le domeniche. Non ricordo, sinceramente non lo ricordo. Aldo Cenno, ma allora tu vuoi dire qualcosa? Tu sei amico intimo di Bruno Trocini, no? Che salutiamo. Mi fa piacere. Ne hai sempre parlato bene. Mi ha rubato l'argomento, mi fa piacere che vedi da un mister. Vabbè, ma tu ne hai tanti altri argomenti. Ma se dovessi fare adesso un elogio da Cosentino, da Calabrese, lo farei a Brunello Trocini, perché veramente ha fatto una scalata, io ogni tanto lo sento. Però io aggiungerei anche il nostro amico Francesco Modesto, perché il primo anno che allena allenatori, però se dobbiamo parlare di squadre è chiaro che il Catanzaro, la Regina stessa, che ha un punto cioè le squadre calabresi stanno comportando bene. Allora andiamo a vedere il servizio, stanno comportando bene, vediamo quello che è successo nella domenica.
Grazie Luca. Un'occasione persa, ma anche un punto guadagnato per il Catanzaro, fermato sul pari in casa della Viterbese, ma più vicino al terzo posto grazie alla sconfitta del Catania in casa della Virtus Francavilla. Giallorossi Deuteri si portano in vantaggio nel primo tempo con un calcio di punizione di Fischnaller che supera Valentini. I padroni di casa chiudono la frazione in 10 uomini per l'espulsione di Rinaldi e rischiano di incassare il raddoppio sulla conclusione di Dursi che sbatte sull'incrocio dei pali. Ristabilita la parità numerica con il rosso a Maita, lo 0-2 arriva comunque nella ripresa con lo stesso Dursi che sfrutta la bella giocata di Fischnaller per siglare la sua 13ª rete in campionato. Catanzaro sembra avere in pugno la gara, ma l'espulsione dei signorini spinge i padroni di casa a cercare la rimonta, concretizzata prima con Polidori dal dischetto e nel finale con la girata di testa di Atanasov che beffa Furlan. Gara di sofferenza per la regina a Cava dei Tirreni. I padroni di casa sono molto aggressivi e nel primo tempo non lasciano spazio di Amaranto, che resistono all'assalto ed evitano lo svantaggio all'inizio ripresa con un po' di fortuna sulla conclusione di Rosafio respinta dal palo. Nel finale sul calcio di punizione di Strambelli, Martiniello appena entrato approfitta del liscio di Silvestri e mette il pallone alle spalle di De Brasi, regalando a Cevoli 3 punti pesantissimi. Per i playoff c'è anche il Rende che sfiora il successo a Rieti, vantaggio propiziato da un cross di Rossini spinto in rete da Gigli. L'autogol aiuta i biancorossi che tengono il campo con autorevolezza. Un errore sulla mediana però spiana la strada al pari dei padroni di casa che con Brumat si lanciano verso la porta di Borsellini per l'1-1. L'equilibrio dura fino al triplice fischio, nonostante la pressione dei laziali e le ripartenze degli ospiti spesso molto pungenti. Esce, almeno per il momento, dal giro spareggi la Vibonese che continua il periodo opaco. Contro il Monopoli nel primo tempo il Legno evita il vantaggio sulla bella conclusione di Bubas, ma i padroni di casa sbloccano la gara a inizio ripresa con Allegretti che sfrutta l'incursione di Scacca Barozzi. Il pareggio immediato lo segna Gerardi con un bel tocco sotto porta che batte Zaccagno. Nel finale infuocato è ancora il Monopoli ad andare in rete, con Gatti bravo a sfruttare un traversone da destra per girare in porta. Non lo so. Mi chiedevano se si gioca a Lorenzo o meno, lo sapremo in settimana perché il prossimo turno vedrà il Rende, poi in casa si giocherà di sabato contro il Trapani con inizio alle ore 14:30. Vediamo se dalla regia siamo pronti, andiamo a vedere il prossimo turno esattamente sia della Serie C che della Serie B. Allora, queste si giocheranno queste partite sabato, abbiamo detto sabato santo, Bisceglie Rieti, Catania Sicola Leonzio, Catanzaro Matera vabbè Cassata, Juve Stabia Vibonese, Monopoli Cavese, Paganese Francavilla, Potenza Viterbese, Regina Casertana, questa è pure una bella partita, e Rende Trapani. Allora, vogliamo dire qualcosa? No, andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B che si giocherà a Pasquetta. Prossimo turno della Serie B, se l'abbiamo, vai Luca Chito, dovremmo averlo. Allora vi anticipo che il Cosenza giocherà, tranne il Brescia, signori miei, e il Verona che giocheranno una alle 13, una alle 15, una alle 18 di Pasquetta, appunto lunedì 22, tutte le altre si giocheranno alle ore 21. Aldo, scusami, sto parlando. Allora. Ti chiedo scusa, ti stavo dicendo, per far capire ai nostri telespettatori, che tranne il Verona e il Brescia che giocheranno a Pasquetta, una alle 15 e un'altra alle 18, tutte le altre partite, quindi Ascoli Venezia, Carpi Pescara, Cittadella Cremonese, Foggia Livorno, Palermo Padova, Perugia Lecce e naturalmente il Cosenza si giocheranno alle ore 21. Ma l'hanno fatto apposta alle 21 perché uno dopo la bella mangiata. Ma perché evidentemente a Verona e a Brescia non gli interessa la Pasquetta, dici tu, perché uno gioca alle 3, l'altro alle 6. Si riposa e poi può andare tranquillamente allo stadio. Si deve sacrificare. Allora Alessandro, che vogliamo dire di queste partite? Diciamo che il Crotone in questa giornata osserverà un turno di riposo. Allora, l'unica partita che interessa è Cosenza. Se vediamo il turno qualcosa diremo. Certamente ci sono una serie di partite. Andiamo a vedere il turno, Luca. Una serie di partite importanti e decisive. Eccolo qua. Eccoli qua. Iniziamo dalla zona alta, dove Brescia, Lecce e Palermo hanno 3 partite completamente diverse. Brescia-Salernitana è una partita intermedia, dove la Salernitana cerca un Cellino punto. Contro Lotito. Mica male. Palermo-Padova è tra uno che vola nell'Empireo e uno che è al basso dall'inferno. Perugia-Lecce è un'altra partita playoff, quindi sono partite che secondo me diranno tanto, perché se il Lecce non vince a Perugia e il Palermo batte il Padova, secondo me la zona alta ha preso la piega decisiva. Esattamente. Poi ci sono partite, scontri diretti salvezza, ce ne sono due. Vogliamo introdurre che siamo nei minuti finali. Ascoli Venezia e poi Foggia Livorno. Spezia, perché guardando i numeri, lo Spezia è una squadra che sì, è forte in contropiede, c'ha Ocherè, che è il nostro amico Ocherè che dello scorso anno, c'ha Da Cruz, c'ha Galabino, ex attaccante del Genoa, però fuori casa per 8 partite. Lo so, però io francamente
non mi fido di questo tipo di squadre, soprattutto con un tecnico molto preparato come Marino. Pasquale Marino. Sono squadre che giocano bene, che sanno quello che devono fare. A Foggia hanno perso per sbaglio, forse anche immeritatamente, e poi hanno questi giocatori importanti davanti come Galabinov, come Okereke, che conosciamo benissimo, un giocatore che ha fatto sognare e innamorare mezza Cosenza dal punto di vista calcistico, tra altre cose. Quella canzoncina c'è ancora? Eh sì, quel rap straordinario Okereke, quella lì, esattamente, ha fatto innamorare tutti ed è rimasta nella mente collettiva cosentina, facendo anche breccia tra gli addetti ai lavori. Quest'estate a Milano tra gli addetti ai lavori su molti telefonini c'era questa canzone di Okereke, quindi ha fatto veramente breccia. È una partita tosta, Okereke contro Tutino, contro Embalo, poi c'è parecchia carne al fuoco, una partita importante per il Cosenza, importante anche per lo Spezia. Lunedì di Pasquetta si arriva con lo vogliamo dire alle 21? L'atmosfera giusta e positiva, perché c'è sicuramente attesa per questa partita. Dopo la Pasquetta allo stadio San Vito Marulla c'è un finale di giornata che è straordinario, e poi magari si può fare un extra time, andare ancora a festeggiare fuori per la città. È sempre Pasquetta, quindi fino a notte tarda. Gianluca Gagliardi. Inquadriamo questo Cosenza Spezia. Tornando al serio, sono d'accordo con Alessandro, perché ritengo questa la partita più importante, perché potrebbe determinare per il Cosenza e non per lo Spezia. Consentitemi di dire, con un po' di sorriso chiaramente, non in modo molto serioso, Okereke salutiamolo alla fine della partita, perché io non mi fido di questi ex quando vengono applauditi, eccetera eccetera, perché anche ieri Puskas è stato applauditissimo e ha punito il Benevento. Dato che porta male, Okereke lo salutiamo alla fine, nei 45, nei 90 minuti, 95, Scuola Inter ha giocato a Benevento, deve essere un avversario come tutti gli altri, poi lo salutiamo. Aldo Cennamo. L'unico saluto che io potrei fare è quello di vedere il Cosenza vittorioso. A me non me ne frega niente di Okereke. Per me Okereke è un giocatore che viene da un'altra, ormai gioca in un'altra squadra, ha avuto il suo da fare a Cosenza, probabilmente quando siamo andati lì con lo Spezia ci ha fatto anche 2 bei gol, ha insultato, per cui cosa doveva fare? Fa benissimo, ma fa benissimo, tanto è vero che fa benissimo che io non sono d'accordo ad applaudire Okereke. Okereke è un giocatore avversario del il Cosenza in questa partita si deve giocare, si gioca una bellissima fetta della salvezza definitiva. Lo Spezia è una squadra che fuori casa ha pigliato tante bastonate, mi auguro che ne piglia una a Cosenza che se lo ricorda perché 4 gol che ci hanno fatti là, dobbiamo vedere se riusciamo a fare 4 e vincere la partita. Non me ne frega niente di Okereke, non me ne frega. Okereke è un giocatore che non è del Cosenza. Stiamo per chiudere. È un avversario del Cosenza. Benissimo. Assolutamente, a fine partita però Aldo, visto che Okereke è un giocatore più appetito del mercato italiano, magari una standing ovation a fine partita possiamo fargliela? Ad Okereke Facciamo la Dembalo che segnerà 2 gol. Sicuramente Okereke ed Embalo, ma anche Tutino. Benissimo, d'accordo, grazie. Io ricordo Alessandro mi stimola, Alessandro. Mi carica. Che siamo sui titoli di coda. Grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Grazie a voi. Grazie a mister Gianluca Gagliardi. Grazie a te, arrivederci per essere intervenuto. Buona Pasqua a tutti. Grazie ad Aldo Cennamo. Ci vediamo martedì, buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti naturalmente e auguri. Noi ci rivedremo martedì sempre qui da Teleuropa Network, sempre alle ore 15. Parleremo di quello che sarà successo poi sia in Serie C che in Serie B. Ricordo che il Cosenza, lo ha detto già Alessandro Russo prima, giocherà alle ore 21 di lunedì 22, il giorno di Pasquetta, riposerà invece il Crotone. Da parte di Franco Seghetti è tutto, auguri, dicevo ancora una volta, e noi ci rivedremo martedì alle 15. Arrivederci!